Buongiorno, sono dottoressa Magnanini, Patrizia Magnanini, sono dietologa e sono stata invitata qui questa mattina per parlarvi di quella che può essere l'alimentazione più corretta nel periodo estivo. Io amo parlare più di dieta intesa come stile di vita, quindi un modo di mangiare corretto inserito in un ambito di vita, di stile di vita corretto. E una dieta durante l'estate chiaramente è una dieta che andrà a rispettare alcune esigenze che sono legate proprio alle modificazioni climatiche legate al periodo di cui stiamo parlando. Allora, innanzitutto, che dire, il primo punto senz'altro di attenzione a quello che noi mettiamo nel piatto e in particolare nel bicchiere è l'idratazione. Sappiamo che il caldo, l'afa, aumentano la dispersione dei liquidi del nostro organismo. Ecco che allora quella che è comunque una buona regola, quella di idratarsi in maniera adeguata, diventa un'impellenza, una necessità per il nostro organismo. Ricordiamoci che quando proviamo la sensazione di sete, il nostro organismo è già in una situazione di pericolo, quindi dobbiamo prevenire questo tipo di sensazione. Il nostro organismo è formato da circa 70-75% di acqua e quindi questo è un liquido che dobbiamo continuamente reintrodurre durante la nostra giornata. Mediamente sono circa gli 8 bicchieri di acqua da assumere durante la giornata. Chiaramente stiamo parlando sempre di persone che non abbiano problemi particolari di salute, per le quali invece magari ci possono essere delle necessità di controllo dell'introduzione dei liquidi. Quindi bere molto, bere acqua. Quando parlo di bere, quando definisco idratazione, io parlo di acqua. Non parlo né di bibite né tantomeno di alcolici o di superalcolici. Teniamo conto che alcuni prodotti possono, provocando, tipo gli alcolici, provocando una vasodilatazione, aumentano la sudorazione e quindi possono aumentare addirittura la dispersione dei liquidi, quindi acqua. Però accanto all'acqua metterei, e questo è il secondo punto che io ritengo fondamentale, sul quale ritengo fondamentale porre attenzione in una dieta, in un modo di mangiare corretto durante l'estate, è l'apporto di verdura e di frutta. Li metto nell'ordine verdura e frutta perché la verdura, con il suo bassissimo contenuto calorico, non mi va assolutamente a modificare quelli che sono gli apporti energetici della giornata, ma nel contempo invece è importantissima ancora per un discorso di apporto di liquidi, ma anche di sali minerali, ma anche di vitamine. Quindi ampio spazio nella nostra dieta giornaliera alla verdura. L'estate poi ci offre tutta una serie di prodotti che non sono solo buoni da mangiare ma anche belli da vedere. Ricordiamoci che l'estate, il caldo, soprattutto in alcuni soggetti, può ridurre un po' l'appetito. Vedere nel piatto, oltre che apprezzarne il profumo e il sapore, dei bei colori, dei piatti che siano piacevoli anche da vedere, sono effettivamente anche di stimolo anche per quelle persone che magari in altre condizioni non sarebbero molto portate all'assunzione di questi alimenti. Quindi ampio spazio, le modalità di cottura saranno modalità semplici, a basso condimento, proprio perché la quota di prodotto che possiamo mangiare è libera. Non metto nel contempo insieme all'apporto di verdura ad libitum, cioè libera, quello della frutta. La frutta estiva è una frutta buonissima. Chi non ama le albicocche, il melone, l'anguria, le pesche, sono frutti che però, come tutti gli altri frutti, anche quelli di altre stagioni,
ricchi in zuccheri oltre che in acqua, e quindi gli apporti andranno un po' più modulati rispetto a quello della verdura. Però mangiare la frutta anche sotto forma di centrifugati o di macedonie può essere un'ottima soluzione, anche come degli spezzafame. Spezzafame, e quindi un terzo punto potrebbe essere quello di considerare l'estate come un momento in cui i pasti non si risolvano nei classici pasti principali, cioè pranzi e cene abbondanti dove ci devono essere il primo, il secondo, il contorno, il pane. Possono esserci dei piatti unici, che vanno a comprendere tutto insieme la parte dei carboidrati, quindi la pasta, ma anche il riso, oppure il farro, altri cereali, l'orzo, quelli che adesso sono molto di moda, che sono considerati dei pseudo cereali, tipo la quinoa o il grano saraceno, in queste insalatone dove mettiamo dentro poi della verdura e mettiamo dentro un po' di pietanza. Le pietanze che possiamo usare in questo periodo saranno pietanze, quindi la parte diciamo proteica del nostro schema alimentare, sono proteine prevalentemente magre, cioè dove la componente in grassi sia contenuta. Ecco che allora tra le carni sceglieremo prevalentemente le carni avicole, la carne di pollo per esempio, oppure cominceremo a introdurre il pesce, in particolare il pesce azzurro, che è particolarmente ricco di acidi grassi poliinsaturi, di omega 3, che sono elementi fondamentali per il corretto funzionamento dei meccanismi cellulari. Ma non demonizziamo le uova, per esempio. Ricordiamoci che il bianco d'uovo, che è un prodotto esclusivamente proteico, è un ottimo elemento nutrizionale che può essere introdotto tranquillamente nella nostra alimentazione. Un po' di attenzione ci sarà per il rosso, che è quello più ricco di colesterolo, che peraltro nella quota di un paio di volte alla settimana assolutamente può essere assunto anche da persone che siano comunque sotto trattamento per il controllo del colesterolo. L'importante è che poi nell'arco della giornata non vengano introdotti altri alimenti che lo contengono. Vi dicevo il pesce con le modalità di cottura devono essere sempre delle modalità leggere, a vapore, dei grigliati. Ricordiamoci di porre però attenzione che quando si griglia, perché l'estate è un momento anche di convivialità, e quindi si creano questi gruppi familiari che magari si trovano il sabato o la domenica col barbecue, con la griglia. Ricordiamoci che è importante che il cibo non venga bruciato, perché allora anziché essere un cibo che fa bene, può diventare un cibo nocivo alla salute. I classici piatti estivi, penso per esempio al classico melone e prosciutto crudo, devono essere assunti però in maniera un po' limitata. Tutti i salumi, come tutti i conservati, sono ricchi di sale, e ricordiamoci che il sale trattiene acqua, quindi se preso in quantità eccessiva può accentuare quella sensazione, soprattutto che è tipica del sesso femminile, di gonfiore, e quindi limitare l'apporto di questo elemento, che peraltro risulta comunque molto importante, come lo sono altri elementi di cui sono particolarmente ricchi i prodotti della terra: potassio, magnesio, fosforo, zinco, complessi polivitaminici li troviamo ampiamente diffusi, in particolare nei prodotti vegetali. Quindi
diciamo, le regole che noi dobbiamo porre, su cui noi dobbiamo porre attenzione sono comunque le regole che dobbiamo seguire durante tutto l'anno. Io amo parlare appunto di modo corretto di mangiare. D'estate ecco che è importante un altro punto che però è relativo alla conservazione degli alimenti. Il caldo può in qualche maniera denaturare o favorire la proliferazione microbica all'interno del cibo. Quindi innanzitutto porre particolare attenzione alla catena del freddo. Quando io vado al supermercato e vado ad acquistare dei prodotti anche non finiti, dei prodotti comunque degli alimenti, devo portare con me una borsa termica con del ghiaccio, di modo che quando prelevo il cibo dal banco frigo o ancora meglio da dove ho il prodotto surgelato, lo passo direttamente nella borsa frigo. Quando pago lo tiro fuori, lo rimetto fuori e lo rimetto subito nella borsa per portarlo a casa e riporlo direttamente nel frigorifero o nel freezer. Lo stesso vale per i prodotti che poi io cucino, non dimentichiamoli fuori perché, ripeto, la contaminazione, la proliferazione batterica con il caldo può aumentare. Quindi regole igieniche particolarmente stringenti in questo periodo. Per il resto, diciamo, l'estate è una stagione favorente l'approcciarsi a un modo, diciamo, piacevole del mangiare. Non demonizziamo niente, non eccediamo su alcunché. Quella che a me piace sempre ricordare è la piramide alimentare, e questo vale sempre, cioè alla base della piramide alimentare troviamo l'acqua, la verdura, la frutta, i cereali e via via salendo i prodotti proteici, tra cui ricordiamo i legumi, e poi i grassi e gli zuccheri semplici. Quindi quello che vale è diciamo, possiamo chiamarla una stagione buona, una piramide buona per tutte le stagioni. Quindi credo che con un po' di attenzione il periodo estivo possa diventare veramente un periodo di scoperte anche dal punto di vista alimentare. Ci vuole un po' di fantasia, però i prodotti che abbiamo a disposizione ce lo possono consentire. Io lascerei adesso spazio ad alcune domande, se domande ce ne fossero. Dottoressa, nei giorni scorsi ci hanno scritto alcuni utenti ponendo alcuni quesiti. Monica ci chiede se esistono degli alimenti che possono causare attacchi di emicrania. Allora, ci sono delle situazioni dove la componente, tra virgolette, allergica può in qualche maniera favorire la comparsa di questi attacchi, che peraltro possono essere legati anche a tanti altri fattori. In particolare ricordiamo alcuni elementi che sono contenuti soprattutto nei formaggi stagionati, e che quindi possono essere alla base, diciamo, di questo tipo di malessere, che peraltro però può anche non essere legato esclusivamente all'aspetto dietetico. Io quando si parla di patologie, in ogni caso ritengo sia sempre importante una valutazione personalizzata della situazione e quindi un approfondimento diretto eventualmente con la persona. Abbiamo sentito prima che il sale è un alimento da limitare per problemi legati al gonfiore. Ci sono altri cibi da evitare sempre per lo stesso problema?
Allora, se parliamo di gonfiore e per gonfiore intendiamo una ritenzione di liquidi, diciamo che parliamo soprattutto di ritenzione a livello degli arti, delle caviglie, delle gambe, lì il sodio effettivamente può giocare un ruolo importante. Però se parliamo in genere, perlomeno quando le persone si rivolgono a me in ambulatorio e parlano di gonfiore, in genere si riferiscono a un gonfiore addominale, a un gonfiore a livello dello stomaco, che sono situazioni abbastanza frequenti, legate anche queste a diversi fattori, non da ultimo quelli alimentari. Ci sono tutta una serie di prodotti, in particolare prodotti di origine vegetale, ma anche penso ai prodotti latto-caseari, che in qualche maniera, non trovando una flora intestinale adeguata, una produzione enzimatica intestinale adeguata a digerire alcuni principi contenuti in questi alimenti, possono portare a un fenomeno di tipo fermentativo e quindi a produzione di gas. Ricordiamo però che anche lo stile di vita, sul quale io cerco sempre di porre attenzione, quindi uno stile di vita sedentario per esempio, situazioni stressanti, possono accentuare questa evenienza, che sostanzialmente si lega anche a delle, diciamo, alterazioni meccaniche. Praticamente il diaframma, soprattutto in situazioni così di stress, si blocca e i muscoli addominali, anziché contrarsi, si rilassano e quindi abbiamo questa pancia che tende a protrudere. Però insomma sono situazioni abbastanza comuni. Chiaramente vanno sempre indagate, vanno sempre valutate, però sostanzialmente in genere con un'attenzione particolare alla riduzione di quelle fibre che sono particolarmente fermentescibili, quindi a determinati alimenti, o ripeto, laddove ci siano delle intolleranze al lattosio, alla riduzione o all'abolizione del lattosio stesso, possono in genere portare a un miglioramento del quadro clinico. Luca ci chiede se è corretto non usare cibi in scatola, non usare alluminio in rotolo, non usare alluminio come antiperspirante, invece è possibile usare sali di alluminio, e chiede appunto se è corretto. Ma guarda, sui sali di alluminio, chiaro, il cibo in scatola, cioè il venire a contatto con il materiale metallico, soprattutto determinati cibi che abbiano una acidità particolare, possono in qualche maniera trattenere, diciamo, degli elementi della confezione. Tanto è vero che il prodotto conservato più indicato in genere è quello in vetro. Sul discorso dell'alluminio, lì dipende dalla tipologia del cibo. Diciamo che la conservazione comunque, utilizzando questi fogli di alluminio o di plastica, insomma di plastiche, sono sempre da limitare nel tempo, cioè possono essere utili nella fase di passaggio, ma la conservazione migliore è la conservazione nel vetro sostanzialmente. Dottoressa, la dieta mediterranea che noi italiani ben conosciamo e siamo portati ad applicare, in cosa consiste e se ovviamente la consiglia? Allora, la dieta mediterranea, che è la dieta tipica dei paesi che affacciano sul Mediterraneo, quindi non è solo una dieta italiana, ma è anche la dieta greca, spagnola, francese, marocchina, è la dieta che, al di là di tutti gli studi che sono stati fatti anche su altre tipologie di modalità di assunzione di alimenti, quindi di diete particolari, alla fine è quella vincente. Perché? Perché è una dieta, come dicevo prima, che sostanzialmente si
si realizza attraverso quella piramide di cui vi parlavo prima, cioè è una dieta che vede nella componente maggiore la quota di vegetali, quindi di verdure, di frutta, di cereali, di legumi, con un utilizzo della quota proteica molto limitata, in particolare le carni, dando invece più spazio al pesce. La quota dei grassi è rappresentata prevalentemente dai grassi monoinsaturi dell'olio di oliva e, e gli zuccheri sono molto, molto ridotti. Quindi diciamo che è senz'altro una dieta da consigliare. Purtroppo si parla di dieta mediterranea, ma forse sempre meno a questa dieta ci si rifà, proprio perché la globalizzazione poi alla fine ha portato a diffusione di alcune modalità di alimentazione che non erano proprio le nostre e alle quali invece bisognerebbe tendere di tornarci, insomma, di tornare a questo modo di mangiare. Matteo invece ci chiede in cosa consiste la dieta chetogenica, per chi è consigliata. Allora, la dieta chetogenica o chetogena è sostanzialmente una dieta nella quale la componente proteica sopravanza rispetto a quelle che sono le proporzioni che normalmente vengono consigliate, mentre viene a calare drammaticamente la quota dei glucidi, cioè dei carboidrati. Lo scopo di questo tipo di dieta, che è una dieta sbilanciata, ricordiamocelo, è quello di indurre l'organismo a catabolizzare, cioè a utilizzare, a distruggere, diciamo, la quota lipidica in eccesso presente nel nostro organismo. Ricordiamo però, ripeto, che non è una dieta bilanciata, quindi in genere viene usata, a parte alcune determinate situazioni patologiche nelle quali si sta facendo strada, ma per motivazioni diverse. È una dieta che sostanzialmente viene utilizzata per cali abbastanza rapidi del peso. Ricordiamoci però che calare di peso non sempre significa calare la quota di grasso. Calare di peso può anche significare calare di grasso e di muscolo. E quindi non è tanto al peso che io devo guardare, ma è alla mia composizione corporea. Quindi lascerei queste situazioni particolari di diete molto, molto specifiche a situazioni limitate, e comunque sono diete che vanno sempre seguite con l'ausilio di personale medico o dietistico, cioè persone che sappiano riconoscere le condizioni in cui si possono fare e le condizioni nelle quali invece l'aspetto clinico le controindica. Sempre nei giorni scorsi è pervenuta una domanda da Giuseppe che chiede l'utilità della frutta secca, in particolare mandorle, nocciole e noci, come utilizzare questi prodotti, e chiede se è vero che aiutano a migliorare la salute di cuore e arterie. Allora, l'uso del prodotto della frutta secca è un uso che assolutamente va auspicato. Perché? Perché sono dei prodotti ricchi di grassi effettivamente, ma sono dei grassi poliinsaturi, quindi dei grassi diciamo positivi, non sono dei grassi
che predispongono alla produzione del colesterolo, sono grassi invece protettivi. Sono poi, hanno dei contenuti calorici molto elevati e quindi in determinate situazioni, penso allo sportivo, penso al ragazzo o alla ragazza che in qualche maniera magari ha un'alimentazione un po' ridotta, un po' veloce in determinate situazioni, che può trovare in questi snack un momento di apporti sia calorici sia nutrizionali adeguati, perché ricordiamoci contengono anche proteine e poi contengono anche dei minerali importanti, per esempio possono contenere del ferro, possono contenere del calcio, del magnesio, quindi tutti elementi che assolutamente sono positivi. Sono molto calorici e quindi vanno usati cum grano salis, come si suol dire. La stagione estiva è un momento in cui effettivamente possono inserirsi, per esempio in quelle che nominavo prima, per esempio in queste insalate anche di verdure crude, eccetera, le arricchiscono e le rendono più gustose. Alice invece ci chiede, in gravidanza quali sono gli alimenti da evitare e quali invece da preferire? Ma la dieta durante una gravidanza normale, parliamo di situazioni di normalità, sarà ancora una volta una dieta bilanciata che vada a prevedere l'utilizzo di alimenti diciamo normali, cioè quindi una adeguata quota di carboidrati, soprattutto negli ultimi 2 trimestri, in particolare nell'ultimo si aumenterà un po' la quota proteica, ma sostanzialmente diciamo che non viene proscritto niente, salvo che non vi siano delle situazioni in cui per esempio penso a una non positività alla toxoplasmosi, particolare importanza dovrà essere dato all'igiene degli alimenti, alla pulizia degli alimenti o addirittura all'esclusione di alcuni alimenti. Ma sostanzialmente deve essere una dieta assolutamente variata, ricca, ma non così ricca come si pensava una volta, per cui la donna doveva mangiare per 2. L'incremento ponderale deve essere un incremento, ma qui i ginecologi sono assolutamente molto, molto attenti. L'incremento sarà legato poi anche al peso iniziale della donna, peso con cui parte la gravidanza. Sarà un po' diverso magari nel momento in cui ci sarà l'allattamento, perché alcuni cibi creando un odore particolare, penso per esempio alle verze, cioè tutte le crucifere, le verze o ad altri prodotti che magari passando nel latte possono dare un po' di fastidio, e quindi il neonato magari può valutarli come diciamo fastidiosi, ma durante la gravidanza assolutamente non ci sono controindicazioni all'utilizzo, quindi sarà una dieta variata con un frazionamento dei pasti. Parlo sempre, ripeto, di gravidanze normali, attenzione al sale, però insomma poi ci sono delle integrazioni che vanno fatte, ma quelle vanno fatte indipendentemente dall'alimentazione della donna, cioè penso ai folati, penso al calcio, penso al ferro, ma quelle sono delle situazioni che vanno comunque colmate, perché c'è un organismo che cresce e che quindi necessita per lo sviluppo corretto dei suoi organi di alcuni elementi fondamentali. Invece Joseph ci chiede, ci sono degli alimenti da consigliare per chi svolge molta attività fisica anche d'estate? Allora, alimenti particolari direi di no, cioè sono quello che dicevo prima, cioè è un'accentuazione di quello che dicevo prima, cioè l'importanza dell'idratazione, l'importanza di assumere alimenti ricchi di vitamine, di sali minerali, garantire apporti energetici atti
a affrontare, diciamo, impegno sportivo che comunque andrà fatto, andrà portato avanti in situazioni in cui comunque lo stomaco non sia impegnato a digerire alcuni alimenti, cioè quello che ho mangiato. Quindi ricordarsi che la regola delle 2-3 ore dall'ingestione di un pasto importante prima di iniziare un'attività fisica rimane sempre. Particolarmente importante sarà poi l'idratazione e il reinserimento di quegli alimenti, in particolare i minerali, che andrà fatto visto che la sudorazione durante l'attività fisica aumenta nettamente. Quindi l'uso, per esempio, come dicevamo prima, di frutta secca, frutta disidratata anche può essere un'ottima integrazione a un'alimentazione peraltro normale. Stefania invece ci chiede di sapere che rapporto c'è tra la frutta fresca e il paziente diabetico, come viene consigliato l'uso. Lo dicevo all'inizio, cioè la frutta è un alimento ricco di acqua, ricco di fibre, ricco di vitamine, ricco di elementi minerali, ma è anche ricco di zuccheri. Sono zuccheri semplici o fruttosio, e quindi di questo bisogna tenerne conto nella dieta della persona che presenta un'intolleranza glucidica o un diabete franco. Diciamo che non è che il diabetico non debba assumere frutta o comunque gli zuccheri semplici. Ricordiamo che anche il latte contiene gli zuccheri semplici, un disaccaride che è il lattosio. Bisogna valutare la situazione. È chiaro che per esempio il frutto abbinato a un contenuto in fibra, per esempio alla fine di un pasto dove si sia mangiato la verdura, avrà una spinta glicemica ridotta rispetto al frutto magari sbucciato assunto a digiuno. Anche lì dipende dalla situazione, dall'effettivo controllo che c'è sulla malattia diabetica. Comunque non demonizziamo anche questo tipo di alimento. Non esistono, ci sono dei frutti che effettivamente sono più ricchi di zucchero, altri che lo sono meno, però insomma mediamente il contenuto in zuccheri della frutta è sovrapponibile. Cioè, ce ne sono alcuni, pensiamo ai fichi, pensiamo al caco, ma insomma sono frutti talmente limitati nella loro produzione che sostanzialmente credo che poco vadano a influenzare. È chiaro che il controllo delle glicemie poi mi dirà effettivamente come mi devo comportare, però ben venga la frutta anche nel diabetico. Invece Susi ci chiede, in caso di tiroide di Hashimoto, quali alimenti prediligere e quali invece è meglio evitare. Allora, l'ipotiroidismo indotto da questo attacco, diciamo, di tipo autoimmunitario della tiroide in realtà non è che determinerà una modificazione molto stringente sul discorso dell'alimentazione. Forse al di là del ridurre la quota di sale, che in qualche maniera può determinare una situazione, cioè l'ipotiroidismo di per sé può aumentare l'aspetto, diciamo, della ritenzione idrica. Forse gli unici, diciamo, alimenti possono essere quelli che vanno a controbilanciare l'effetto dell'ormone tiroideo. Potrebbero essere quelli contenuti nelle crucifere, come dicevo prima, cioè cavolfiori, cavoli, broccoli, cavoleti di Bruxelles. Forse sono gli unici cibi che in qualche maniera potrebbero essere limitati. Dottoressa, ci avviamo all'ultima domanda ricordando a tutti che può essere visto questo video anche nei nostri canali da oggi a seguire, e potranno porre altre domande alle quali risponderemo prontamente. Maria Luisa ci chiede: che alimenti sono consigliati in menopausa e con artrite reumatoide?
Allora, mi trovo più ferrata sull'aspetto della menopausa, sull'artrite reumatoide e malattie infiammatorie, quindi tutto quello che sono sostanze ricche di antiossidanti, di antinfiammatori, e quindi ritorno sempre all'aspetto del prodotto di origine vegetale. Per quanto riguarda la menopausa è un momento, diciamo, di passaggio, e quindi molto spesso le variazioni ormonali che si vengono a creare possono comportare delle variazioni di peso. Ricordiamoci che con la menopausa varia il profilo ormonale che da tipico femminile si avvicina di più a quello maschile, e quindi questo incremento ponderale che si andrà a realizzare particolarmente a livello addominale sarà un elemento di predisposizione a alcune patologie sulle quali gli estrogeni che prima venivano prodotti erano protettivi. Però anche qui si tratta di una alimentazione corretta, e mi preme sottolineare, come dicevo prima, che non è solo una questione di alimentazione, ma è una questione di stile di vita. Purtroppo l'epoca della menopausa per la donna magari coincide con uno stile di vita anche un po' meno attivo, perché non ci sono più i figli da seguire, magari forse una volta c'era chi andava in pensione e quindi ci si muove meno, eccetera. La modalità di assunzione degli alimenti rimane sempre la stessa. Laddove ci siano delle situazioni che vanno oltre, invito a rivolgersi a degli specialisti per ricevere l'aiuto adeguato. Dottoressa, ultimissima domanda. Con l'ovaio policistico e hirsutismo ci chiede Elisa. Allora, la situazione dell'ovaio micropolicistico è una situazione endocrinologica che sottende spesso a un'alterata risposta all'insulina, e quindi la dieta, l'atteggiamento dietetico sarà un atteggiamento dove vi sarà una particolare attenzione all'introduzione dei carboidrati, quindi comunque una riduzione del peso, perché spesso si accompagna a un incremento ponderale e a un controllo un po' più accurato dell'apporto dei glucidi. In ogni caso, ripeto, poi le varie situazioni patologiche o comunque che esulano da una situazione così di normalità vanno sempre personalizzate. Ecco, un invito che approfitto: mai passarsi una dieta da un'amica all'altra, mai passarsi una dieta da una persona all'altra. Le diete, intese come schemi alimentari particolari, vanno sempre personalizzati. Per fortuna ognuno di noi non è uguale all'altro, siamo tutti diversi, e quindi in questi termini possiamo avere delle esigenze diverse. Meglio andare su indirizzi di tipo così generale, però quando ci sono delle necessità particolari rivolgetevi a degli specialisti. Il nostro tempo a disposizione è finito, vi ringrazio, spero di essere stata sufficientemente esauriente, e se avete bisogno porrete delle altre domande, spero di riuscire a colmare le vostre necessità. Arrivederci a tutti.